Eccoci qua, mister, uno 0-0 che fa più bene al Portogruaro o alla Fossaltese? Ah, fa bene come partita per noi d'allenamento, non lo so per la Fossaltese, io sono contento dei miei ragazzi, stiamo un attimino cercando di recuperare quella che è quella spinta un po' più veloce all'interno del campo, perché siamo ancora un po' pesanti, però insomma l'impegno c'è stato, la voglia è lo stesso, si sa che dopo anche il secondo tempo altri 4-5 cambi diventa un po' difficile riprendere le distanze e le misure, però insomma diciamo che le occasioni più limpide le abbiamo avute noi, specie il secondo tempo. Sì, io domenica scorsa per scaramanzia a Ponte di Piave non ho chiesto niente sul derby di oggi perché qua chi vinceva probabilmente aveva esatto. E adesso in quest'ottica è tutto da giocare sull'ultimo turno? Penso di sì, perché io credo che non so se abbiano pareggiato, non so ancora bene il risultato finale della salute team biancorossi, però insomma noi siamo a 4, per cui questo turno cercheremo di passarlo in casa della salute, anche se so che sarà difficile, però ci proveremo, visto che la classifica appunto ci mette agli stessi punti della Fossaltese, vedremo. Lo Sì, scontro diretto siamo alla pari, poi ci saranno. allora domenica prossima il campionato, perciò archiviamo momentaneamente la Coppa e il trofeo, dovendo fare un piccolo bilancio. Soddisfatto della condizione fino adesso vista dei ragazzi? Sì, sì, il gruppo sta rispondendo, per cui pian piano cercheremo di prendere un po' le misure anche tra di noi. Questo è un gruppo che è cambiato abbastanza, per cui dovremo conoscerci meglio, però insomma per come stanno lavorando e per come si stanno impegnando, sono molto contento. Allora appuntamento a tutti per domenica, Grazie, grazie mister. grazie.